In promozione torna a giocare in casa il sorprendente Casteltermini di Pinola Bianca, che si trova ad appena 3 punti dalla vetta occupata dalla Folgore. Riceve il Città di San Vito Lo Capo, ma occhio all'Ercara che ospiterà il Villabate e all'Ellascare che gioca in anticipo con la Mazzarese. Sono le tre squadre che si trovano all'inseguimento della Folgore, che questa domenica rende visita alla Gattopardo di Palma di Montechiaro. Potrebbe essere il turno delle sorprese. Per quanto riguarda le agrigentine di questo campionato, l'Unitas Sciacca ospita il derby con il Camarat, mentre a Raffadali sarà di scena la sfida Empedoclina-Nissa. In prima categoria, dopo la sconfitta patita a Delia con la locale Atletico Gorgonia, torna a giocare in casa l'Atletico Favara per ospitare Villarosa. La vittoria è d'obbligo se si vogliono coltivare speranze d'alta classifica. A Ravanusa sarà di scena il derby agrigentino tra Ravanusa e Libertas Racalmuto, mentre a San Giovanni Gemini si pregusta un altro scontro tra cugini agrigentini, vale a dire Gemini-Raffadali. Una giornata importante dove si prevedono risultati dall'esito incerto. Si gioca la quinta giornata di andata nel campionato di seconda categoria Girone E. Le Agrigentine Atletico Licata ed Eraclea saranno impegnate fuori casa e rispettivamente a Vallelunga la prima e a Marianopoli la seconda. Gioca in casa l'Atletico Montallegro con l'Acquaviva, mentre il Muxar gioca a Delia con la nuova Petiliana. Infine, l'Alessandria e la Rocca ospiterà il Riese. Prende il via infine domenica prossima anche il campionato di terza categoria. In campo la tena del presidente Giovanni Sorce, che affronta al comunale di Campofranco, campamico per l'intera stagione, il Forte Cianciana. Esordio casalingo per il rinnovato Campobello con la compagine palermitana delle Prizzi, mentre al Giuffre di Sciacca si affrontano Prosciacca e Burgio. A Santo Stefano Quesquina è di scena il Città di Comitini, mentre a Villafranca Sicola sarà derby tra il Reale Unione e il Vis Ribera. Infine, debutto assoluto nel campionato e dilettantistico di terza categoria per il Santa Elisabetta sul campo amico di Sant'Angelo Muxaro con il Virtus Favara.